Calendarizzare un incontro tra associazioni, comitati, istituzioni e soggetti che hanno un denominatore comune, il ritorno della gestione integrata delle risorse idriche in mani pubbliche, per sottrarla alle logiche del mercato e del profitto. È l'accorato appello lanciato ieri dal segretario generale della CGIL Massimo Raso e da Ilenia Capodici e rivolto agli attori che sostengono da tempo questo obiettivo. I due sindacalisti ribadiscono la linea adottata finora dal sindacato nel sostenere le numerose battaglie, non solo a fianco dei sindaci che con determinazione e coraggio non hanno inteso cedere le proprie reti al gestore privato e più recentemente a fianco dei primi cittadini che hanno sperimentato cosa ha significato concretamente la gestione di Girgenti Acque, ed ancora attraverso la Federconsumatori che ha promosso diversi interventi a tutela degli utenti e sostenuto l'azione dei comitati civici sorti in ogni parte della provincia, dando vita all'Intercopa. In questo momento di grande confusione, ribadiscono Raso e Capodici, è necessario portare avanti una battaglia unitaria contro le numerose sconnesse iniziative promosse finora, con un unico obiettivo programmatico, il ritorno alla gestione pubblica e arrivare alla rescissione del rapporto con Girgenti Acque. A nostro parere questo non è più il tempo di ulteriori ed inutili raccolte di firme sull'argomento. Unire queste forze e farle ragionare su un terreno concreto di superamento dell'attuale gestione e per concentrare le stesse su obiettivi comuni, anche attraverso una mobilitazione. Occorre, concludono, compiere lo sforzo dell'unità e rinunciare ad inutili personalismi, mettere da parte inutili bori ed organizzazione per arrivare ad un più alto e unificante terreno di lotta, in grado di produrre risultati concreti.